Cari amici, bentrovati, bentrovati. Sto realizzando questo video perché sui social sto leggendo alcuni commenti, ecco, alcuni post che riguardano appunto i riti della Settimana Santa a Trapani. La domanda è sempre uguale: si faranno o non si faranno? C'è chi dice che la processione si farà, c'è chi dice invece che la processione non uscirà nemmeno in questo anno 2022. Io posso dirvi la mia, non sono portavoce di nessuno, ma sono portavoce di me stesso. Uno, parlo da trapanese, come persona che vive la propria città, e poi parlo anche da addetto ai lavori, in quanto capoconsole del ceto dei metallurgici, gruppo sacro l'Arresto. Io quello che percepisco è una ragionevole attesa. Ecco, questa ragionevole attesa dove si sta cercando di capire come si svilupperanno gli eventi. Questo che cosa favorisce? Favorisce la speranza di poter vedere finalmente la processione snodarsi per le vie della città. La speranza non costa nulla e la speranza fa bene alla nostra mente, al nostro corpo, alla nostra anima. Ovviamente c'è anche una fetta di popolazione che è più scettica, vogliamo anche più realista, ecco, che guarda in faccia la realtà così per come si presenta. E certamente non viviamo un periodo molto bello, ma è un periodo complesso e molto difficile, legato appunto all'emergenza sanitaria. Ma quello che percepisco io non è una stoccatura, una sbarratura, come si può dire, da parte delle istituzioni, ma una ragionevole attesa. Ecco, questo ci fa sperare di poter finalmente organizzare la processione. Certamente, se processione si farà, io credo che non potrà essere la processione quella che noi conosciamo solitamente, ma una processione sicuramente diversa, un po' più ridimensionata. Ecco, una processione che deve aderire un po' e deve rispettare e rispecchiare il momento delicato che stiamo appunto vivendo. Io ricevo tantissimi messaggi di persone che gravitano attorno ai misteri su Messenger, che vogliono delle rassicurazioni. Io quello che posso dire è questo: c'è una ragionevole attesa, c'è molta speranza di vedere la processione e i riti realizzarsi, ma non c'è nessuna certezza. È ovvio che l'Unione Maestranze, chi scrive che l'Unione Maestranze non può decidere, ha perfettamente ragione, perché l'Unione Maestranze non è l'organo che può prendere una decisione del genere, ma è l'organo deputato all'organizzazione della processione. Chi deve decidere ovviamente saranno la Conferenza Episcopale Siciliana insieme alle linee guida emanate dallo Stato, quindi saranno poi i prefetti e il prefetto di Trapani insieme appunto ai vescovi e al nostro vescovo a capire se ci sono i presupposti per fare o non fare la processione dei misteri. Ecco, io spero con questo breve video e con queste mie impressioni di poter dare, ecco, di poter fare un attimino luce su questo dibattito. Ecco, io non mi sento né di criticare chi vive nella speranza di fare la processione, né di criticare chi invece magari in maniera più scettica e realista dice: oh, processione neanche quest'anno se ne farà. Basta, dobbiamo solamente capire come si svilupperanno gli eventi da qui alle prossime settimane, e io credo, sempre una mia opinione, che il mese di febbraio sia il mese determinante per prendere appunto una decisione proiettata appunto alla settimana santa che sarà in aprile. C'è da dire pure un'altra cosa, che dalle dichiarazioni del vice ministro Sileri in televisione, il quale ha dichiarato che lo stato d'emergenza terminerà il 31 marzo e con molta probabilità non sarà più prorogato. Queste sono le parole del vice ministro Sileri, e in funzione a queste parole diciamo si è innestato un po' quel filone, quella fetta di popolazione appunto più speranzosa e più ottimista
che vivo appunto nella speranza che la processione finalmente possa tornare ai trapanesi in tutto il suo splendore. Noi ovviamente, io in prima persona, me lo auguro da trapanese ma anche da addetto ai lavori, però accoglieremo e rispetteremo qualsiasi tipo di decisione gli organi competenti prenderanno in questa direzione. Con questo spero di essere stato esauriente e chiaro, vi saluto e vi abbraccio a tutti.